Siamo nella parte alta di Parco Giardino Sigurtà, in particolare ai giardini acquatici già ricchi di ninfee. Ma una novità fa capolino, anzi esplode quasi come un fuoco d'artificio proprio vicino a questi laghetti, ed è il nostro Allium, della stessa famiglia di cipolle, di aglio dell'orto, con la stessa dinamica delle bulbacee, quindi un grosso bulbo che viene interrato durante l'autunno. La particolarità è proprio la resa, perché è una pianta, è un fiore spettacolare con un'infiorescenza che sembra davvero uno scoppiettante fuoco d'artificio. Quest'anno si è pensato di sistemarlo quasi a specchiarsi nell'acqua vicino a questi laghetti e in un altro punto che poi scopriremo assieme. Se vi ricordate, l'anno scorso era sotto l'eremo e quindi c'era una distesa viola che dopo i tulipani ha colorato quella macchia di giardino per quasi tutto maggio. Quindi l'Allium lo troverete sicuramente fino a fine maggio, se non anche di più. È un fiore molto speciale, molto prezioso, questa qualità che abbiamo noi, e pensate, la prima volta che è stato scelto era in una piccola aiuola mista all'ingresso del giardino, perché qui si fa sempre molta ricerca, ricerca, sperimentazione, magie. In questa aiuola c'erano diverse qualità di Allium ed è stata scelta quella dalla resa più speciale, come è speciale il Parco Giardino Sigurtà. Siamo all'ingresso del Parco Giardino Sigurtà, praticamente a 2 passi dal primo chiosco Iris, lungo un biscione, nel vero senso della parola, di Allium che arriva fino in fondo a questa parte di prato meraviglioso. È un aglio che può diventare alto quasi 1 metro, pensate, e la cui infiorescenza, quindi tanti piccoli fiorellini a stella viola, può raggiungere il diametro di quasi 20 cm. Ha uno stelo, vedete, molto grosso, ha il colore viola dell'aglio comune e come l'aglio, come il suo parente più comune, l'aglio appunto dell'orto, ha un bulbo che va sotterrato appunto in profondità doppia rispetto al bulbo stesso durante l'autunno, quindi si comporta come una semplice bulbacea, ma rispetto ai nostri tulipani, ai nostri giacinti, alle nostre bulbacee appunto della primavera, va avanti fino a maggio inoltrato. Quindi non perdetevelo, perché anche questa varietà in questo posto nuovo decora e stacca con il suo viola molto molto moderno sui verdi rilassanti dei prati.